Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel quale ho l'intenzione di presentare senza molte pretese, in maniera molto meno storica e scientifica, e di farvi sentire quello che è poi la sonorità del sardo, nella fattispecie il sardo campidanese, che è appunto il sardo, la variante di sardo con la quale sono cresciuto, che ho imparato da bambino e che parlo ancora tuttora. Dove è parlato il campidanese? Beh, il campidanese chiaramente è diffuso in questa zona, così come abbiamo visto nello scorso precedente in tutta questa zona, quindi eh, il campidanese non è ovviamente in tutta questa zona parlato sempre nello stesso modo, è un macro dialetto che si estende a sua volta in vari sottodialetti, è così che chiaramente io ad esempio che sono cresciuto, nato ad Oristano, parlo lievemente in maniera differente da, ad esempio, il campidanese che si parla a Cagliari. Ci sono chiaramente delle differenze, tuttavia all'interno del campidanese riusciamo sicuramente a capirci, spesso si usano delle parole differenti, ma comunque riusciamo a capirci. Iniziamo con questo nome, che è il nome appunto in sardo di Oristano, della cittadina di Oristano, che è una piccola cittadina capoluogo di provincia, che è molto vicina alla costa, quindi molto vicino al mare. Ci sono delle spiagge molto belle, molto interessanti. Vediamo scritto Aristanis, la pronuncia in sardo, la nostra pronuncia di Oristano, per il nome stesso è Aristaisi. Come vedremo in questo breve testo che vi presenterò, spesso le N all'interno della parola per noi spariscono. Aristaisi, questa I che non vedete scritta, è un modo di parlare nostro. Utilizziamo, come dicono i linguisti, appunto delle protesi finali, soprattutto ad Oristano, a Cagliari questo lo si fa di meno, si tende a finire invece sulla S, invece per noi finire sulla S non ci piace tantissimo, tendiamo ad addolcire molto le parole. In questo breve testo che vi leggerò sicuramente riuscirete a farvi un'idea migliore. Questa che vedete è appunto la spiaggia di Sarutas, che viene citata brevemente anche sul testo, che è una spiaggia molto 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 bella, molto conosciuta, che è molto vicina a Oristano. Eu subicau sa domu noci da passada, e moi andau su sa prima otta da bica eu subicau is craisi. Sa domu esti manna meda, teni tres aposentus, a cugia manna, e sa cottilla con matta meda. Teneu su giai a fabbrica, oia, aja e zippiri. Non teneu su luci in domu, in sara s'andau su anti de su scuricatroju, ca si nuncas, non bideu nudda. Su mari no est attesu meda, deppeu su caminai che pagu. Sarea est niedda meda, no esti commenti mei sa rutta, sa bianca che sogniau. Veneis a prandi crasi? Vediamo un attimo di vedere se riusciamo a trovare dei riferimenti. Capisco che per un italiano non è di facile comprensione, anche se, come già ho detto in un precedente video, il campidanese non è sicuramente la variante o il dialetto sardo più complesso da capire. È una lingua, come avete sentito, anche che tende ad addolcire abbastanza i suoni, una pronuncia abbastanza aperta che deve tanto al catalano e allo spagnolo. Ci sono dei dialetti anche per me veramente incomprensibili in Sardegna, dei dialetti del sardo assolutamente incomprensibili. Il capitanese, tuttavia, è abbastanza, a mio avviso, non così impervio da capire. Andiamo a vedere un attimo le particolarità del campidanese, però. Eu subicau sa domu noci da passada. Beh, sa domu, già leggendo, questo sostantivo di chiara origine latina, domo, domu, noi raddoppiamo molto volentieri le doppie, come tutti sanno, i sardi sono abbastanza famosi per questo, raddoppiano abbastanza, quindi è scritto domu, ma noi pronunciamo dommu, no? Sa domu noa, scusate, la casa nuova, Gida passata, la settimana scorsa. Questa parola Gida che inizia con questa X, ecco, il campidanese ha come particolarità dei tre dialetti, dei macro dialetti, appunto, a differenza del nuorese e dell'udorese, noi campidanesi manteniamo la X dell'alfabeto latino,
nel logudorese e nel nuorese sparisce la X, viene sostituita dalla G e H, quindi lugi, che noi campidanesi diciamo che è appunto lux dal latino, noi invece la pronunciamo lugi, in nuorese sarebbe lughe, quindi la X scompare completamente negli altri dialetti del sardo. Noi campidanesi la manteniamo chiaramente con una pronuncia differente, e quindi gida passata, gida significa settimana. Immoi, andauso, questa prima volta, ecco come già accennato, immoi, scritto immoni, noi questa N la togliamo, non la pronunciamo invece quest'altra che è inizio di parola, andauso, andiamo, ma molto spesso le N all'interno della parola non la pronunciamo, quindi cerchiamo tutto un susseguirsi di vocali che rende la lingua un po' più dolce, un po' meno spigolosa, diciamo. Sadommo esti manna meda, beh anche qua vediamo sadommo, la casa, esti, terza persona del verbo essere, terza persona singolare del verbo essere, che richiama, che si fa subito capire la chiara matrice latina, il verbo est, quindi la terza persona singolare, est, più la protesi di cui parlavo prima, perché per noi appunto finire con una T non ci piace, quindi utilizziamo questa protesi che è molto tipica del latino parlato in Sardegna, non solo in Sardegna, ma lo aveva in comune con anche il latino parlato nelle colonie dell'Africa del Nord. Utilizzavano appunto l'utilizzo di queste protesi alla fine della parola latina, quindi non finendo mai con consonante, appiccicandoci quella che poi viene definita protesi, che è semplicemente una vocale. No? Molti altri dialetti in Sardegna del sardo invece non mettono queste protesi, ma tendono a finire appunto con la consonante, ad esempio anche cagliaritano molto spesso. Manna, anche qua, magna, in latino, lo riconosciamo abbastanza senza problemi, diciamo, no? Fa un'eccezione, qua non vediamo una protesi, tenit tres aposentus, cioè ha tre stanze, ma qua tres aposentus, la parola aposentus è collegata, per cui non abbiamo bisogno di mettere una vocale, perché la vocale qua segue, no? Quindi questa la lasciamo tres, tre, la lasciamo così, ma vediamo che alla fine di questa parola, che sarebbe aposentus, no? Il plurale di aposentu, mettiamo un'altra protesi, una U finale per non finire in S. Magari il cagliaritano direbbe tres aposentus, noi auristano diciamo tres aposentusu, no? Addolciamo un po' tutto. Anche qua una cogina, pronuncio, scritto una cogina, ma le N spariscono, non le pronuncio, una cogina, manna, le pronuncio ovviamente qua, altrimenti la parola non avrebbe senso, quindi di nuovo una cucina grande e il cortile con matta meda, con albero tanto, il significato di un cortile con tanti alberi. Noi ancora in tutta la lingua sarda, non solo nel campidanese, portiamo avanti il singolare collettivo latino, quindi pur esprimendo un concetto che intende sottintende il plurale, quindi nel cortile ci sono tanti alberi, ma lo esprimiamo al singolare. Questo lo utilizziamo anche quando parliamo della frutta, quando parliamo della verdura. In sardo non esiste il plurale di mela perché ci rifacciamo a un singolare collettivo, quindi la mela, sameva, savira, si intendono tutte le pere, tutte le mere, non esiste in questo caso un plurale. Teneusu già fabbrica, oia, agia e zipperi nel cortile, quindi abbiamo già il basilico a fabbrica, oia, vedete qua una consecuzione di tre vocali senza consonanti, che probabilmente c'è un olia, una L che anch'essa sparisce, agia, quindi di nuovo questa X, e zipperi. Zipperi è una parola molto interessante perché addirittura è citata anche dal Wagner nel suo lavoro, che la fa risalire, che la definisce una parola di origine fenicio-punica, che significa rosmarino, quindi una parola con più di 3000 anni di storia che noi nel sardo ancora manteniamo. Il sardo è una lingua che suscita
un grande interesse non solo per la capacità, la conservazione, molto più dell'italiano, del latino, ma anche di tutte quelle parole di origini prelatine. Zipperi, ad esempio, è un caso particolare di finicio punico che non menzioniamo, ma in tanti luoghi della Sardegna, nella toponomastica, ci sono ancora tantissimi nomi di origine punica, di origine fenicio punica. Non teneusu luci in domo, anche qua vedete, quindi non teneusu luci in domo, non teneusu lux in domo, non abbiamo la luce in casa, anche qua lux in latino luce, noi abbiamo ripreso questa parola, la teniamo ancora, lux che si trasforma in luce con una protesi, per non finire con la x, non ci piacerebbe, no? Quindi luci, salugi, appunto dal lux in latino, in domo, in Sara Sandauso anti de scurigadrojo, anche qua questa parola molto, molto particolare, prima del tramonto, cioè non abbiamo la luce in casa, andiamo prima del tramonto, altrimenti non vediamo nulla. Scurigadrojo, da scurigai, cioè fare scuro, il tramonto diventa scurigadrojo. Obrescidrojo sarebbe l'alba, un termine veramente che non tutti utilizzano oggi in Sardegna, ma io sentivo con molto stupore i miei nonni che parlavano un sardo veramente molto bello e sono riuscito e conservo tuttora tutti questi termini molto affascinanti, molto 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 arcaici del sardo. Sumari no estate sumeda, de peso camminare che pago, sarea, anche qua arena, sostantivo latino per sabbia, qua la N ovviamente anch'io di nuovo non la pronuncio, non la togliamo, è due vocali una dietro l'altra, sanea, sarea, dipende un po' dalla zona, R può diventare N, estiniedda, meda, è molto nera, noesti, commenti, me in sarutas, me in sardo è lo stato in luogo, per noi capitanesi quantomeno, poi non sono gli altri dialetti. Benis a prandi grasi, benes a prandi grasi, venite a pranzo domani, ecco anche qua lo stesso fenomeno, crasi, latino cras, domani, noi utilizziamo esattamente la parola latina, ma di nuovo, nuovamente, mettiamo una protesi alla fine della parola affinché essa non finisca in S, perché ci sarebbe scomoda. Questa era una breve presentazione di quello che è appunto il dialetto campidanese, una piccola dimostrazione di come suona, di come parliamo, di quanto sia differente appunto dall'italiano. E più in là, in altri video, mi addentrerò più nello specifico in maniera un po' più tecnica e storica, appunto utilizzando anche riferimenti a vari studiosi e linguisti. Chi avesse delle domande o delle osservazioni lo può tranquillamente fare utilizzando la mia email che vedete qua. Tante grazie, arrivederci al prossimo video.